E di Calvene fa il prete e scrive anche libri dedicati ai ragazzi e ai loro sogni. Vediamo. La sconfitta è l'arma segreta dei vincitori. Lo dice Don Marco Pozza, lo scrive nel suo libro Penultima lucertola a destra. 5.000 copie vendute in una sola settimana, un vero successo. La sua vita la trascorre tra Lugo, Calvene e Roma, dove sta concludendo un dottorato. A Padova ha vissuto per tanti anni tra la gente comune, tra chi aveva bisogno di una mano per ritornare a vivere. La sua vocazione è quella di tutti i giorni, nella quotidianità moderna, tra le problematiche soprattutto dei giovani, che raccontano i loro sogni, come quello del suo ultimo libro. Tante volte nella vita da una sconfitta si può costruire una grande vittoria. Ecco il senso di questo titolo qua, che sembra un libro che parla di animali, in realtà è un libro che parla dei ragazzi che non vanno a scuola, dei ragazzi che non sono più interessati alla chiesa, di tutti quei ragazzi che vivono nei muretti, che vivono lungo le strade, che come delle lucertole, ecco il perché dell'immagine della lucertola, non è vero che sono lì, che sono addormentati, che non interessa più niente, ma sono lì che aspettano qualcosa, qualcuno che li appassioni in modo da poter fare un guizzo e diventare protagonisti delle loro vite.